Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. La Procura di Catania, nell'ambito di indagini a carico di un cinquantenne indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ha richiesto e ottenuto la misura cautelare della custodia in carcere. Le indagini hanno permesso di scoprire abusi perpetrati dall'uomo di 50 anni nei confronti dei genitori anziani. Questi abusi consistevano in maltrattamenti fisici e psicologici commessi sotto l'influenza di alcol e sostanze stupefacenti. Il falsodentista Giuseppe Paladino è stato condannato a pagare una multa di 1.500 euro per il reato di falso in atto pubblico a Palermo. Aveva dichiarato di essersi laureato a Pisa col massimo dei voti e di non avere condanne penali, ma un controllo effettuato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha dimostrato che non era né laureato né abilitato nell'Ateneo toscano. L'operazione di rinnovamento del Palazzo delle Aquile a Palermo è appena iniziata. Il municipio, che rappresenta il cuore della politica cittadina, sarà chiuso per interventi di manutenzione che erano attesi dal 2016. Il mobilio e gli uffici stanno già facendo il trasloco verso altri edifici comunali. Il Consiglio Comunale verrà spostato verso Palazzo Comitini e Palazzo Belvedere. La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 4 salme, compresa quella di un bambino, della camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana di Lampedusa ad Agrigento. Le salme sono state imbarcate sul traghetto di linea, la cui destinazione finale è Porto Empedocle. La cerimonia di addio verrà tenuta nella chiesa Santa Rosa del villaggio Mosè e 2 delle bare verranno tumulate al cimitero di Comitini. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14.